Buon pomeriggio, ormai anche buonasera, benvenuti alla decima tappa di Talenti. Prima di conoscere e dialogare con il nostro ospite, volevo ringraziare coloro che ci sono a fianco in questo cammino che dura da gennaio, che sono BWR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici, il Comune di Vicenza, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova, le pelletterie Palladio, uffici mobili per ufficio del 1995, VDP Group, e poi grazie per che questo incontro avrà un terzo tempo con un aperitivo insieme agli amici che sono venuti a trovare, sfidando peraltro la pioggia di oggi, grazie alle Erbe Cantina del Tormento, Wine Governo e poi alla nostra agenzia di comunicazione digitale ZIP. L'ospite di ottobre è Matteo Grandi. Grazie Matteo, benvenuto. Buonasera a tutti. Capisco il valido motivo perché la gente è venuta con la pioggia, perché c'è l'aperitivo, non lo so. Sì, è per quello. Peraltro coloro che preparano l'aperitivo sono preoccupatissimi della tua presenza. Mi sembra giusto. Io comunque come spalla ho portato il mio braccio destro che è qua con noi, quindi siamo in due in realtà. Come si chiama? Yuko. Ho sfiorato del dardi del cinese, ma mi sono corretto subito perché lui è assolutamente giapponese. Se lui è giapponese, Matteo invece, tanto per sfatare e dare contro i veronesi che lo ritengono veronese, Matteo Grandi è a tutto tondo vicentino, non solo di adozione, voglio dire, sei vicentino di nascita sono nato a Vicenza e di crescita, e peraltro non sei neanche cresciuto poco, peraltro, se dovessi fare una battuta. Dimmi la verità, ma da bambino giocavi con il Lego, con il Subbuteo o con le pentoline come mia sorella? Da bambino giocavo con qualsiasi cosa costosa che potessi rompere. Cioè, già da bambino rompevi, adesso rompi meno. È una dote innata. Peraltro devo dire, con un percorso in adolescenza di carattere scolastico un po' tormentato, perché tu hai fatto 2 anni di liceo, poi hai avuto questa folgorazione e hai deciso, credo anche contro ciò che i tuoi genitori pensavano, di iscriverti all'alberghiero. Esatto. 2 anni di liceo, come andava? Quando andava bene. Quando andava, ma la scelta dell'alberghiero diciamo che è come si può dire, un hobby che avevo da bambino, perché comunque sempre stando bene o male con i nonni spesso, quindi sono sempre stato, sai, da piccolo stavo in cucina, quindi sono sempre un po' messo le mani nelle pentole. Poi la mia curiosità mi ha sempre portato a toccare, guardare, e l'ho riscoperta quando avevo l'età di 14-15 anni, in realtà non lo sapevo prima. Posso chiederti una cosa, Matteo? Ogni volta che sento parlare uno chef, sento sempre citare, che sia grande o magari in rampa di lancio, sempre vedo che cita sempre la nonna. È Se una non cosa... ci fossero state le nonne non avremmo mangiato mai. Ma no, dire. Diciamo che è una cosa molto familiare, molto materna, ovviamente. Poi uno chiede dove l'hai imparato, sai, comunque bene o male io penso che magari adesso è un po' diverso, però quando si stava a casa dei nonni la nonna cucinava, magari adesso si è persa un po' l'abitudine, quindi si va sempre su quel punto lì. Poi bisogna vedere se non ci fosse stata la nonna, magari sì, magari no. Tu, conseguito il diploma, hai ottenuto la svolta della tua vita in maniera più o meno voluta e più o meno occasionale, perché hai seguito tuo papà, che fa tutt'altro lavoro, in una missione negli Stati Uniti. Ti ha più portato a New York per impararsi l'inglese. Dagli Stati Uniti alla Cina... In realtà mi ha portato a New York perché lui voleva che cambiare un po' la mentalità, perché lui era molto preoccupato, mi ha detto se non hai voglia di studiare vai all'estero a imparare le lingue. Quindi sei stato un po'
mi ha portato, mi ha fatto vedere che fuori dall'Italia comunque c'è anche un altro mondo e mi ha stimolato, diciamo. Sì, dicevo, perché tu aveva fatto tutt'altro lavoro, arredamenti per ufficio, Esatto, sì. cioè, ecco. Da New York poi arrivi a Shanghai, passo breve o fortuito? No, mi ha detto questo è il biglietto, quando i soldi torna indietro. Ti ha detto questo è il biglietto, quando i soldi tornano indietro, e quell'avventura è durata 7 anni. Sì, sono stato a Shanghai, poi ho fatto un piccolo percorso breve in Kuwait, ma era più che altro ho trovato una città dove c'era poca cultura sulla parte enogastronomica, perché comunque è più basato sul petrolio, diciamo, e non c'è una grande conoscenza della cucina, quindi mi sono trovato in un posto dove, sai, ero giovane, il denaro è meno importante in quel momento, avevo voglia di fare una crescita professionale diversa, quindi mi hanno trasferito in India, dove all'inizio sono rimasto un po' così, ma in realtà è stata un'esperienza fantastica, perché essendo una nazione enorme, con una cultura enorme... Matteo, andiamo a pergare, perché raccontata così la storia sembra molto semplice. Certo. Allora, tu arrivi a Shanghai e non sai una parola di cinese e poche di inglese, sostanzialmente. Sì, forse 2 o 3 di inglese. 2 o 3 di inglese. Vai a lavorare in un ristorante italiano. Diciamo che la grande fortuna è che avevo un amico di Vicenza che ha fatto l'università in Cina e parlava e scriveva il cinese come l'italiano, e inizialmente mi ha detto vieni a casa mia e trova lavoro. Quindi ho trovato lavoro su questo ristorante italiano, che è stato uno dei primi ad aprire a Shanghai, e da lì è partita un po' la mia avventura. Dal ristorante italiano arrivi ad un ristorante che ha una storia, che è una grande catena, che ha... Allora, inizialmente ho lavorato su questo ristorante italiano, ovviamente, cioè, chi è che prendeva un ragazzo di 18 anni a Shanghai, non parlava una parola di cinese, una parola di inglese. Sono stati i primi 4-5 mesi dove comunque ho imparato tantissimo, ho imparato a gestirmi comunque anche in una città diversa dall'Italia, e soprattutto ho iniziato a capire una cultura diversa, perché lavorare con gli italiani è una cosa, lavorare con i cinesi è un'altra. E da lì dopo c'è nata questa opportunità di entrare dentro una catena importante, dove è sempre stato un po'... Una volta era diverso, una volta i ristoranti stellati erano pochi e non si conosceva bene questo lavoro, non c'era Instagram, non c'era Facebook, quindi se volevi imparare dovevi andare nel campo. Non è come adesso che uno apre, trova la ricetta, trova il piatto, vede la foto del piatto e lo ricrea. Una volta noi, i miei coetanei, quando abbiamo iniziato, tutto questo non c'era, quindi se volevi vedere cose diverse dovevi andare a lavorare in posti alti, ma il tempo erano pochi e c'era la coda per entrare, quindi io ci ho messo quasi 7-8 mesi per trovare posto in un ristorante di quel tipo lì. Questa catena che è Yat, giusto? Sì. Tu la frequenti per 3 anni nel periodo in Cina, con la stessa catena poi ti trasferisci in India, giusto? In Andhra Pradesh, che non è lo stato, la regione più ricca dell'India. Diciamo che la città dove ero io era Hyderabad e aveva una forte parte della città che era chiamata l'High-Tech City. Quindi in realtà sì, è una città molto complessa, perché è mezza musulmana e mezza induista. Quindi c'erano molti scontri e era una città molto particolare, che però stava crescendo molto, quindi è stata diciamo, un mix di cultura, anche perché la cucina musulmana da quella induista nel raggio di 15 km cambiava completamente. Ci sono influenze nella tua cucina di oggi, nell'esperienza in Cina, nell'esperienza in India? Allora, sembra strano, ma c'è, ma da poco, perché ho realmente capito quello che ho imparato 10 anni fa, 2 anni fa. Cioè, sembra una cosa strana, però il bagaglio culturale che impari quando sei giovane, perché la cucina può essere fatta in tante maniere. Ovviamente io avevo imparato tanto, però ero più un esecutore di quello che avevo imparato. E quando maturi capisci che abbandoni un po' quello che hai imparato e scopri che hai imparato delle cose che al tempo non pensavi di avere. Infatti adesso la nostra cucina ha molte spezie, ha molte influenze asiatiche, e comunque mantenendo
la tipicità dell'Italia, del territorio, queste cose qui. Se tu stasera, dopo questa nostra chiacchierata, dovessi decidere, sceglieresti di andare a mangiare in un ristorante cinese o in uno indiano? Beh, farei l'antipasto al cinese e il secondo all'indiano. Vabbè, insomma, ti vuoi far mancare nulla. 7 anni, tra l'altro il 7 è un numero particolare, dopo 7 anni tu hai detto adesso torno a casa, torno a casa. E rientri e con un paio di amici apri un piccolo ristorante a Montechia di Crosara. La società che, come si sa, le società sono particolarmente interessanti quando si fanno da soli, quando si in 2 è già difficile, in 3 diventa problematico, è durata 6 mesi. Beh, diciamo che sì, sono le società, però eravamo anche molto giovani, molto meno consapevoli, quindi molto esuberanti e è durato, 3 galli nel pollaio non potevano starci, quindi non penso che sia un problema di società, penso che sia stato un problema di esuberanza e di giovane età e quindi non ci siamo trovati d'accordo. È stata una bella esperienza, è stato un bel ritorno, ma non penso che il problema fosse la società, il problema eravamo noi. Ok, si interrompe quell'esperienza e come capita a tutti quelli che ho dovuto incontrare che hanno partecipato ad un talent, c'è un altro che li iscrive, perché nessuno si è mai presentato volontariamente ai talent, soprattutto chi poi li vince, dice sempre, mi ha presentato, ho sbagliato nome, mi sono iscritto per volere divino. Il tuo diventa un'iscrizione non decisamente voluta, non volontaria? Beh, io ero appena tornato dall'estero e l'ex proprietario del posto in cui avevamo preso a Montechia mi fa guarda Matteo, è uscito Hell's Kitchen che lo fanno anche in Italia, ti ho iscritto alle selezioni perché con la faccia che ti ritrovi secondo me il 100% vinci. Io sono rimasto anche un po' così perché avendo passato vari anni all'estero era appena arrivato, era il primo talent, quindi non sapevo neanche di cosa si parlasse inizialmente. Perché là tu, in Cina e in India, i talent era iniziato da 1 anno o 2 in Italia, penso che ci sia stata una o 2 edizioni di Masterchef, io ero appena tornato e hanno proposto anche il talent di Hell's Kitchen. E io non li conoscevo, non li avevo mai visti, sapevo di cosa si parlava, però essendo in Cina e in India i 2 anni prima non li avevo mai guardati. 2 mesi di clausura sostanzialmente per partecipare a quel talent, così? Sì, sono stati 2 mesi, è stato bellissimo perché comunque è una cosa nuova e a me piacciono le sfide, quindi io mi sono divertito un mondo. E poi arrivi in finale, quell'edizione lì peraltro aveva come maestro un conterraneo che è Carlo Cracco e tu nella finale vinci con un filetto alla Rossini. Tutte queste cose aspetta perché aspetta un attimo, siccome la mia preparazione deriva dall'amico Alberto Tonello che è collega del giornale di Vicenza, non fidarsi è meglio. No, allora io ho vinto con il piccione. Hai vinto con il piccione? Sì. Che ha sorpreso, voglio dire. Ma allora, sostanzialmente rispetto a Masterchef, Hell's Kitchen non è che vincevi per un piatto. Abbiamo fatto la finale con un servizio, cioè quello che rappresentava quel programma lì era proprio gestire la brigata e vinceva chi faceva il servizio migliore, chi finiva prima e chi soddisfava più gli ospiti. Poi il piatto che a noi ha fatto vincere, che ha avuto più commenti positivi, è stato il piccione. Il filetto alla Rossini era un piatto dove proponevano tutte le volte ogni servizio, ma non è stato il piatto che ho fatto in finale. Che però ti è riuscito. Sembra di sì. Sembra di sì. Tu vinci il talent e poi avvii una nuova esperienza inizialmente ad Arcole e in attesa che si liberasse... In realtà conosco una persona la quale conosci sempre persone, porco Giuda, perché poi ci arriviamo anche a quelli nuove. Che aveva iniziato uno dei primi franchising di sushi. Io essendo stato all'estero e tutto, sai, la cucina orientale, così mi ha sempre un po' affascinata e inizio a collaborare con questa persona, iniziamo un po' a fare i menù, queste cose qui e mi fa, ma perché non apriamo un ristorante? È successo una cosa è stata molto veloce e abbiamo preso questo ristorante che era ad Arcole, che l'abbiamo chiamato Il Degusto. Che poi è quello che tu trasferisci a San Bonifacio
un anno dopo più o meno. Esattamente, giusto? sì. Un anno dopo. Peraltro, dove apri il Digusto a San Bonifacio, prima c'era una banca. Sì, sì. Sì, c'era una banca. Poi tu sei uno che fa le cose in maniera particolarmente veloce, perché arriviamo poi nel 2016, tu sei ancora molto giovane, ti sposi, nel 2018 arriva la stella Michelin. Che inizialmente il Degusto era partito come un bistrò, è stato nel percorso dove abbiamo detto, cioè la stella è arrivata, ma l'abbiamo cercata forse l'ultimo anno, perché inizialmente eravamo inconsapevoli e non era un ristorante da stelle, insomma. La stella, tanto per far capire a noi che eventualmente la domenica mattina sporchiamo pentole per fare un riso in bianco, è un qualcosa che è più difficile da conquistare o più difficile da conservare? Questa è una bella domanda. Penso Beh, che... dopo 10 almeno una intelligente, se mi permetti, almeno una. Allora, secondo me è più difficile da tenere, perché conquistarla è l'euforia ed è una cosa nuova. Quindi quando c'è la sfida è tutto sei seguito dall'adrenalina, dalla novità, e secondo me il massimo degli stellati sono quando prendono la stella, perché sei nel momento euforico, la brigata è comunque parte del progetto. E poi inizia la routine. Quando inizia la routine, secondo me, è la cosa più difficile, perché la routine ti fa cadere in basso, secondo me. Quelli che non amano molto le stelle e queste cose dicono che per conquistare la stella bisogna investire molto. Bisogna investire perché devi costruire un ristorante di un certo tipo, con una brigata di un certo tipo, devi fare un lavoro, e come tutti i grandi progetti ci vogliono grandi investimenti. Non è che è la Michelin che ti impone, la Michelin non ci impone niente. Anche adesso è venuto su il fatto di un ristorante che ha abbandonato la stella perché ci sono diversi criteri, ma io ragionavo in questi giorni e penso che la Michelin non ci dà criteri. Cioè se tutti i ristoranti stellati oggi facciamo tutti la stessa cosa, non è colpa della Michelin, è colpa nostra. La Michelin giudica quello che facciamo, quindi siamo noi che dobbiamo cambiare, dare qualcosa di nuovo alla Michelin. Perché tutti dicono la Michelin è morta, sì, ma se tutti i ristoranti fanno esattamente la stessa cosa, non è colpa della Michelin, è colpa dei ristoratori. Quindi la Michelin giudica e fa la guida non per i ristoratori, ma per i lettori. Fino adesso abbiamo attraversato un po' di mondo all'inizio, poi abbiamo intersecato Montechia, Arcole e San Bonifacio, quindi siamo stati nel Veronese. Adesso, senza nulla togliere ai veronesi, ci tocca la parte vicentina, perché tu nel 2020 arrivi a Vicenza, subentri al Garibaldi, a Lorenzo Covo. È stata una sfida calcolata, sfida peraltro vinta, perché Garibaldi non è insomma, un ristorante molto facile. Come sempre vince la mia follia, quindi è stata una pazzia. Di sicuro, quando ho detto alla mia famiglia mi spiacerebbe, stiamo trattando il Garibaldi, mi hanno guardato tutti quanti con degli occhi sgranati, no? E mi hanno detto, ma sei sicuro? Mio zio che è qua presente mi ha chiamato penso 75 volte, mi fa, pensaci perché è un posto molto difficile. E forse questa cosa mi ha dato ancora più carica per prenderlo. 2020, anno del Covid, con un mio cliente amico, che ora è diventato il mio socio, mi ha sempre dato molti consigli, molte cose, quindi la prima persona a cui ho chiamato è stata Giuliano Castrense, che oggi è il mio socio, e ho detto che tra l'altro lui è di Brescia ma abita a Vicenza, un'azienda di Vicenza. Nessuno è perfetto. Immagino. No, nel senso che è di Brescia e è abitato ma gli vogliamo bene per rimediare è venuto ad abitare a Vicenza. E gli ho chiesto, guarda, cosa ne pensi di questo progetto qua? E poi da solo ovviamente era un progetto molto impegnativo, non è mai... E lui mi fa, facciamolo insieme. Quindi è stata una cosa anche lì veramente molto veloce e niente, dopo 15 giorni abbiamo aperto. Quindi vi dico quello che dicevo prima, tu sei indubbiamente molto bravo, sei anche molto pazzo, ma hai anche la fortuna di incrociare persone che investono in questa follia calcolata, voglio dire, perché Giuliano Castrense sicuramente è una di quelle persone che ha investito sul Garibaldi, ma probabilmente ha investito ancora di più
sulla tua professionalità. Sì, senza ombra di dubbio. Sulla tua professionalità. Comunque il nostro lavoro fa parte, secondo me, dell'80% di relazioni, quindi senza relazioni penso che nessun posto possa funzionare. Che effetto fa lavorare davanti alla Basilica Palladiana? Incute una sorta di paura? Al mattino quando arrivo e vedo la Basilica, la piazza, mi viene la pelle d'oca tutte le mattine. Perché penso che sia una delle piazze più belle al mondo, poi diventa scontato averla, ma in realtà io penso che qualsiasi persona quando mangia un piatto di pasta seduto al bistrò o su di sopra guardando la Basilica sia un quadro a cielo aperto. Ti innamori così tanto della tua città che a distanza di qualche anno, e tornando indietro soltanto di qualche mese, perché a febbraio di quest'anno rilevi un altro locale storico della città ed apri una pizzeria gourmet. Tanto toglimi la curiosità, le pizze lì da te costano come quelle di Briatore? Ma intanto ti interrompo subito, il nostro motto è no, non è gourmet. Mi sono giocato la domanda intelligente di prima, cazzarola. Allora, la pizzeria nasce da noi pensiamo che la semplicità sia la cosa più difficile da fare oggi. E pensiamo anche che la creatività con cose strane non servono, non dico che non servono a niente, però hanno stancato. E ormai quando vai a mangiare una pizza trovi due filoni, o la pizza gourmet o la pizza abbastanza comunque commerciale. E non riesco a capire perché non si possa mangiare una pizza normale, che è il nostro bagaglio culturale, con ingredienti ottimi. Quindi è nata un po' da lì la sfida della pizzeria. Poi abbiamo anche una grande passione sui lievitati, infatti noi al Garibaldi puntiamo molto sui lievitati, pane, brioche, è un hobby che abbiamo e da lì è nata l'idea di aprire una pizzeria. Sì, scusa, ho Briatore che mi chiama e volevo sapere se costano come le sue. Noi siamo il 10% più cari di lui. Più cari sì, di perché... Briatore? No, tanto per dare un'informazione corretta. Spiegami per cosa si distingue la vostra pizza. Allora, la nostra pizza... Dato complimenti per il nome, perché la pizza dei signori è... La piazza pizza. Ah. Allora, la pizza nostra è una pizza molto semplice e abbiamo deciso... Allora, è iniziata con vari tipi di... Facciamo napoletana, la facciamo alta, la facciamo bassa, ma io ho un ricordo da bambino di mangiare la pizza sottile ad Asiago. Non so se vi ricordate... E abbiamo detto, ma perché non facciamo la pizza veneta? Quindi abbiamo deciso di fare un mix tra la pizza romana, che era stesa a mattarello molto fine, e la pizza che si mangiava 20 anni fa, ovviamente con una consapevolezza diversa, farine di prima qualità, comunque anche un po' di tecnologia, perché oggi grazie alla tecnologia abbiamo fatto passi a gigante anche in cucina, e abbiamo creato la nostra pizza, quindi in realtà non è definibile che tipo di pizza è. Io oggi la chiamerei la pizza veneta. Poi, quindi un impasto molto semplice, su quello che piace a noi lavorare tanto è sul pomodoro, sulla mozzarella, quindi il pomodoro che trovate nelle nostre pizze è fatto in casa, dal pomodoro fresco, quindi partiamo dalla materia prima. Abbiamo poche pizze e solo di stagione. Ascolta, sono due progetti differenti, anzi sono più di due, perché c'è il bistrò, c'è lo stellato al Garibaldi, c'è la pizzeria a 100 metri. Sì. 3 progetti diversi. Tu mi dicevi quello della pizzeria è un progetto replicabile, l'altro molto... Allora, il Garibaldi ha bisogno di una forte presenza tutti i giorni mia e della squadra, perché comunque l'aspettativa è molto alta, la location comunque è importante e non sarebbe replicabile, secondo me, senza una persona all'interno in cui sia la faccia del posto. Invece la pizzeria, l'aspettativa è diversa, è un prodotto molto più replicabile, è meno facile sbagliare anche soprattutto, no? Perché sai, la cucina ogni giorno deve essere diversa, deve essere nuova, ci sono ingredienti, hai bisogno di molto più personale. E quindi diciamo che il Garibaldi non è un posto replicabile, secondo me. Non è che puoi aprire 3 Garibaldi e non esserci.
mentre la pizzeria può diventare una sorta di format replicabile. I tuoi colleghi stellati, saputo che tu hai aperto una pizzeria, ti hanno fatto i complimenti, ti hanno scritto, ti hanno detto, insomma, cazzo, sono i soliti vicentini. Qualcuno è anche venuto a mangiare la pizza. Comunque sì, ho sentito vari colleghi, ho un buon rapporto abbastanza con tutti, quindi... A proposito di buoni rapporti, soprattutto con Giuliano Castrense, con lui hai o collabori ad una ulteriore altra attività che è di catering sostanzialmente. No, in realtà è una startup dove facciamo prodotti pronti con le mie ricette e le vendiamo alla ristorazione, quindi sono monoporzioni, sono piatti semifiniti, perché abbiamo visto che con la carenza di personale che c'è oggi in cucina, il ristoratore sempre di più si affida a prodotti pronti. Quindi nel mercato sono sempre stati prodotti abbastanza industriali, abbiamo deciso di farlo con le ricette mie replicabili e le vendiamo ai ristoranti. Ho capito. Tutta questa attività che parte da San Bonifacio, che è ancora il tuo ristorante di partenza, il bistrò, il Garibaldi, la pizzeria, il Mi Bon si chiama, giusto? Esatto. Ma siccome mi avete pagato devo anche dirlo almeno 2 volte e quindi... Io ne ho sentito solo una adesso. Adesso siamo una. Sì, no, appunto devo ricordarmi che devo dirlo almeno un'altra volta. Girano 90 dipendenti. Sì, siamo in 90. Un'azienda vera. Diciamo che oggi, a differenza di prima, di avere uno staff ampio, perché le esigenze comunque sono cambiate. Una volta, quando ho iniziato io, ma fino prima del Covid, si lavorava 6 giorni a settimana, 12, 13, 14 ore. Oggi purtroppo non è più possibile, giustamente, e anche il mondo della ristorazione oggi sta avendo un forte cambiamento. Quindi la gente dopo il Covid ha scoperto che hanno una vita al di fuori e serve più gente. Sì, questo e ce ne sono anche meno disponibili, perché orari, sabato alla domenica sicuramente non sono incentivanti, soprattutto per i giovani. Però toglimi una curiosità, siccome si era parlato molto anche negli anni passati che gli stellati pagavano poco, i collaboratori li facevano lavorare tanto, a casa tua è così? Ma pagavano poco. Se decidi di fare lo stagista a 16-17 anni, secondo me è giusto anche non prendere soldi, perché fa parte della gavetta. Poi in realtà non è così, perché la gente in cui lavora negli stellati e in ristoranti di alto livello lo stipendio lo prende. Poi, salvo rare eccezioni, dopo sai, la goccia che fa traboccare il vaso è sempre pronta a farne di tutta un'erba un fascio, no? E in realtà non è così. Dammi una percentuale su un piatto percentualmente, quanto deve essere buono, quanto deve essere raccontato e quanto deve essere bello? Buono un 60%, bello un 30%. Cioè la parte visiva, la parte non ha... Ma la parte visiva fino a qualche anno fa era molto importante, oggi sta cambiando. Ogni volta che guardo i talent c'è sempre sta roba che peraltro è diventata, quando io faccio il riso in bianco, un grandissimo problema, che è l'impiattamento. Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, è come avere una Ferrari brutta. Faccio dei risi in bianco che sembrano delle piramidi, cioè fantastici. Cioè, io curo l'impiattamento anche sul riso in bianco, adesso non mettermi all'agonia, ma è così. Cioè l'impiattamento conta così tanto? Sono punti di vista. Per me l'impiattamento è quello che conta meno. E quello che conta di più è il gusto? Beh, certo, alla fine è quello che conta il gusto. Cioè, tante volte noi impiattiamo, tocchiamo la materia prima tante volte e in realtà il piatto comunque ne subisce, perché più si tocca la materia, almeno questo è il nostro pensiero, less is more, quindi più tocchi la materia prima, più la rovini. Tu prima mi hai detto è necessaria la mia presenza. Ecco, la presenza dello chef, la presenza del punto di riferimento è così fondamentale, cioè il cliente viene e vuol vedere che effettivamente in cucina ci sei tu? È importante perché, come ripetevo prima, la gente va per le relazioni, quindi sai, al di là che faccia io il piatto o meno, la tua presenza comunque fa star bene gli ospiti, perché sei, diciamo, il punto di riferimento. Quindi è per quello che la gente vuole vederti al ristorante. È come andare a un concerto e non avere il cantante. Sì, e hai solo l'orchestra. Esatto. Tu mi hai
santo paradiso, il telefono è mio. Mi hai confidato che la stagione degli stellati è in discesa. Sì, è in discesa perché noi stessi stellati ci siamo convinti di un modello che è di 20 anni fa. Quindi secondo me molta gente si è stancata di andare al ristorante e subire una liturgia ogni volta che si va a mangiare. Secondo me oggi la gente ha bisogno di freschezza, di star bene, cioè uno va al ristorante, spende soldi importanti e deve subirsi una liturgia che secondo me oggi non ha più voglia. Ti leggo alcune frasi che presumo siano tue, poi mi dici no, non sono mie, quindi me ne sono inventate. Il futuro è dello stellato che cambia le regole. Cosa significa? Traducimi per noi del riso in bianco. Come dicevo, secondo me lo stellato oggi deve cambiare perché la gente ha bisogno di più freschezza, ha bisogno di andare al ristorante e divertirsi, ha bisogno di essere, non è che lo chef deve essere il protagonista della sera, quindi bisogna venire per adorare lo chef. Secondo me quello che oggi ha bisogno il cliente è di venire, divertirsi e essere leggero, perché tante volte capita, mi piacerebbe andare a mangiare dei piatti diversi, ma devo mangiare per forza il menù di degustazione, perché non posso andare allo stellato e mangiare 2 piatti? Chi è che lo decide? E quindi secondo me bisogna cambiare un po' le regole di quello che è come si può dire, il decalogo degli stellati. Cioè tu, dimmi se ho sbagliato a capire quando ci eravamo visti, tu dici può mangiare, perché uno non deve venire allo stellato a mangiare 2 piatti e uno dei 2 magari pasta al pomodoro. Esatto. Ci sta? Beh, certo, secondo me lo spaghetto al pomodoro è uno dei piatti più difficili da fare perché comunque tutti quanti possiamo criticarlo, ma trovare un vero spaghetto al pomodoro che tu vai via e ti rimane il ricordo è veramente difficile. E secondo me oggi vai in uno stellato, devo mangiarlo, se vado in uno stellato e mangio uno spaghetto al pomodoro, mi aspetto almeno di avere un ricordo per i prossimi 5 anni. Un'altra tua frase è: lo stellato deve puntare su materie prime non commerciali. Cioè, l'idea che abbiamo noi dello stellato è che non ci sia nulla di commerciale nella sua dispensa. No, ma sai cos'è? Lo stellato oggi, faccio un esempio, ogni tanto anche qualche giornalista, anche Alberto Tonello un giorno mi chiede: ma perché vado in uno stellato, vedo la guancetta e poi per 2 anni tutti gli stellati facciamo la guancetta? Perché ci copiamo uno con l'altro, non c'è più, cioè se un 3 stelle fa la guancia, tutti quanti facciamo la guancia. E io penso che questa non sia la direzione giusta da fare su un ristorante, cioè io vado a mangiare in uno stellato e dovrei mangiare quello che cucina il cuoco di giornata, altrimenti vado al bistrò dove ordino il piatto che voglio, mangio il filetto, mangio la costata, mangio lo scampo, ma non ha senso andare in uno stellato per mangiare dei piatti, tra virgolette, abbelliti. Cioè chi decide di uniformarsi alla guancetta sono gli chef o sono i fornitori? Sono i fornitori e poi giustamente oggi non si ha più tempo di fare ricerca perché si è sempre di corsa, ma io penso che lo stellato oggi debba lavorare con i prodotti locali, freschi, di stagione. Però sai, anche ogni giorno mettersi e fare un piatto nuovo con quello che arriva non è semplice, quindi tante volte si tende a standardizzare il menù. Ma il lavoro di uno chef e del suo staff è molto rivolto anche alla ricerca. La ricerca in cucina o fuori dal ristorante? Ma oggi si fa solo ricerca in cucina, non si fa più fuori. Io penso che bisogna cambiare e la cosa più importante sia fare ricerca all'esterno per un 70-80% e poi farla in cucina. Anche questa non era mica una brutta domanda, secondo me. No. Vero? Sei recuperato? Sì, ho recuperato la cazzata di prima. Il tuo menù cambia tutti i giorni allo stellato? Noi abbiamo deciso da 2 mesi a questa parte di non avere più il menù. E quindi ci arriva la materia prima e in base un po' anche, cioè noi ogni tavolo costruiamo un vestito su misura, quindi chiediamo di cosa hanno voglia di mangiare, cosa non gli piace e a ogni tavolo facciamo un menù diverso con le cose di giornata. Quindi Yuko impazzisce tutti i giorni perché gli cambio le carte praticamente ogni 3-4 ore,
Però sai, se tu vuoi avere una... Ma ha voluto venire lui da te? Sì, mal che si vuole non duole. Esatto. Poteva rimanere in Giappone. No, però sai, la differenza tra un pollo di casa e un pollo comunque di ottima qualità ma industriale c'è un abisso. Ovvio che il pollo di casa ne trovi 2, 3, 4, quindi non puoi pensare di ogni giorno che uno viene, fai un piatto con il pollo, non puoi farlo tutti i giorni. Se vuoi farlo tutti i giorni ti devi accontentare della parte industriale. Però perché per forza devo mangiare un piatto particolare? Come dicevo prima, se io ho un pomodoro fantastico, oggi faccio lo spaghetto al pomodoro, domani non posso avere lo stesso pomodoro, quindi cambierò piatto. Se domani mi arrivano le zucchine, facciamo un piatto con le zucchine. Secondo te il cliente è pronto a questa trasformazione dei ristoranti stellati? È responsabilità vostra condurlo? È responsabilità della comunicazione? Io penso che la prima cosa sia quando arriva il cliente metterlo a proprio agio, perché noi chiediamo ai clienti di cosa hanno voglia. Gli diciamo oggi abbiamo questo, di cosa avreste voglia di mangiare. Se un cliente mi dice mi fai una carbonara, io l'ho stellato, io glielo faccio. Se ho le uova buone, il guanciale buono, la pasta buona, se ho la possibilità gliela faccio. Quindi il cliente si mette all'inizio, sembra, però dopo capiscono che c'è la volontà comunque di farli star bene, capiscono che c'è la volontà anche di farli scegliere a loro e di dirci a loro cosa hanno voglia di mangiare, e quindi si rilassa e alla fine vanno via proprio contenti. Tu mi hai detto prima la ricerca, grande impegno, che si fa molto in cucina, mi hai detto anche delle influenze che rappresentano una delle cose più nuove nella tua attività professionale. È pensabile che possiamo vedere nei tuoi piatti fra un tot cavallette, grilli, vespe, cimici? Ma per adesso non fanno parte del nostro bagaglio culturale, quindi non saprei dirti, non conosco l'argomento, sono ignorante in materia. Non hai mai mangiato? No, li ho mangiati in Messico, però non ci ho mai lavorato, quindi farei fatica a dirti faccio un piatto con la cavalletta, non saprei neanche da che parte iniziare. È un'alternativa a tuo avviso? Sai peraltro che ho scoperto, dopo aver litigato con le cimici negli ultimi 40 giorni, che sanno di mela? Perché sono verdi. A me è capitato di io li ho schiacciati molto, non ho mai sentito profumo di mela. Secondo me ognuno deve fare quello che sa fare. A me è capitato di andare a mangiare al Noma, mangiare un piatto, e gli ho chiesto ma da cosa è data questa acidità, che tipo di agrume è? No, mi fa un pesto di formiche. È un pesto di formiche, peraltro mi ero fatto un appunto che le formiche sanno di dolce, peraltro, per cui. Ma poi fritto è buono tutto come il blu. Fritto è tutto buono. È per ogni occasione. Se ti offrissero di condurre un talent? Beh, perché no? No, pensavo che avessi una sorta di allergia. No, ma in realtà dopo l'esperienza. In realtà è una nuova sfida, quindi di sicuro l'accetterei. No, ti ho visto un po' imbarazzato, te l'hanno già chiesto? No. No, non dirmi, però mi hanno detto i tuoi collaboratori che normalmente lavori dalle 9 all'una e mezza. Sì, di pomeriggio. Sì, ci ho anche pensato perché non sono così veloce, sono un po' rinco. Cioè, come si fa a lavorare 5 giorni, 6 giorni, non so, dalle 9 all'una? Beh, la passione. Allora, innanzitutto il lavoro della ristorazione non è un lavoro come essere in fabbrica, quindi sì, fai molte ore, però hai molto svago, hai comunque, cioè, non sono 8 ore fermi in un punto dove comunque continui a fare la stessa cosa, quindi sai, io penso che fare le 12 ore, 13 ore nella ristorazione non sia paragonabile a fare le 8 ore in fabbrica, quindi è un lavoro diverso. Poi a me piace il mio lavoro, io mi diverto, quindi a me non pesa più di tanto. Posso chiederti, tua esperienza ormai, pur essendo ancora molto molto giovane, perché Matteo ha 34 anni, tanto hai scelto come data di nascita anche iconica, pensato 25 aprile, giusto, quindi è un po' particolare. Da quando hai iniziato a Montechia a oggi, al di là della diversità dei clienti che possono permettersi di venire a mangiare a Montechia e al Garibaldino, come sono cambiati? È cambiato. Sono più educati, sono più esigenti? Le esigenze sono completamente cambiate. Faccio un esempio.
io quando ho iniziato a lavorare non avevo la più pallida idea di cosa vuol dire una persona celiaca. Oggi è la norma, quindi sai, la gente ha cambiato completamente il modo di mangiare, ha cambiato completamente le abitudini, ha una consapevolezza diversa. Si è andato in meglio secondo me, perché comunque noi siamo quello che mangiamo, no? E la gente non è più disposta a star male, molta gente ha capito che mangiando certe cose e togliendo certe cose sta meglio, quindi secondo me il mondo del food oggi è molto più consapevole rispetto a 15 anni fa. Cioè quando uno mi dice la carne che mangiavo 15 anni fa era più buona, io lo vedo un po' difficile, perché oggi comunque, cioè 15 anni fa certe cose che si mangiavano, certe cose che si facevano non eravamo consapevoli. Cioè la mucca pazza, come fai a dirmi che 15 anni fa mangiavi una carne migliore? Oggi questa cosa qui è ovvio, cioè prodotto di nicchia, prodotto industriale, però il prodotto comunque di una fascia alta secondo me è molto più sano oggi rispetto a 15 anni fa, ed è molto più buono anche. In attesa che tu mi possa rispondere e svelarmi se ti hanno veramente proposto di condurre un talent, ti dico, i talent che hanno occupato buone fette d'orario delle nostre televisioni hanno dato maggiore consapevolezza al cliente, hanno dato più autorevolezza agli chef, hanno migliorato quello che si mangia a casa? Secondo me ha portato una cultura diversa, perché comunque, vabbè, ovviamente ogni tanto arrivano i fenomeni che pensano già di essere chef, però se oggi siamo dove siamo è anche grazie ai talent, perché ha messo alla luce, ha messo alla portata di tutti quello che fa oggi un ristorante stellato. Io penso che una volta poche persone potevano permettersi di andare allo stellato e di vedere, non so quanta gente conoscesse i ristoranti stellati 20 anni fa. Oggi il ristorante stellato sanno tutti cos'è. Cioè quindi sono state secondo me è stato incentivo secondo me sì. A migliorare anche chi non è stellato al ristorante, alla trattoria. La concorrenza, e quando cresciamo tutti crescono anche, cioè, io penso che per crescere bisogna avere un sapere, e quando uno cresce crescono anche gli altri. Una delle cose di cui si parla, ne hai fatto un accenno anche tu prima, è che se mancano dei lavoratori, e ne mancano tanti in questo paese, poi la denatalità ha contribuito e contribuirà sempre in maniera più pesante nei prossimi anni a far mancare forze lavoro. Uno dei settori dove più mancano è proprio quello della ristorazione. Torno alla mezza domanda che ti avevo fatto prima: ma perché lavorano troppo? Ma perché sono pagati in maniera inopportuna? Ma sai, comunque è il nostro lavoro di sacrificio, sabato, domenica, ultimo dell'anno, Natale, e quindi molti giovani non vogliono più rinunciare a queste cose qua. Io non penso, non è un problema di soldi, perché oggi se è il coltello dalla parte del manico c'erano i lavoratori, cioè gli stipendi che oggi siamo disposti a pagare una volta non eravamo disposti, perché ovviamente mancando personale piuttosto di chiudere un giorno sei disposto anche a pagare qua anche 400-500 euro in più un lavoratore. Il problema è che mancano proprio, cioè, l'organico. Poi una volta c'erano molti meno ristoranti, io penso che sia anche quello il punto. Una volta la ristorazione c'erano quei 4, 5, 6 punti di riferimento, oggi ce ne sono veramente tantissimi. A proposito di giovani, 34 anni, penso che tu possa essere ancora annoverato tra i giovani. A cosa hai rinunciato? Perché tu fai il ristoratore sostanzialmente da quando sei partito dall'Italia, e quindi quando avevi 17-18 anni. Quello è cosa ho rinunciato. Non ho rinunciato a niente, perché l'ho deciso io ed è una mia passione, quindi non mi sento di aver rinunciato nulla. Ascolta, noi ci siamo incontrati una decina di giorni fa, quando tu sei arrivato al Garibaldi, sono arrivato anch'io a piedi, tu sei sceso dalla macchina, io ti ho chiesto: scusa, sai se dentro c'è Matteo? Perché non ti avevo riconosciuto, perché in questi mesi hai smaltito... C'è la crisi. Sì, no, dillo a me. Quanti chili hai... Siamo sui 68. Hai perso 68 kg. Cioè avevi mangiato i bambini prima, cioè voglio dire, come... Avevo bisogno di conoscenza e quindi mi sono dato da fare. Allora, siccome la curiosità è quasi banalità, come si fa in quanti mesi? 6 mesi.
6 mesi, quindi 10 kg al mese, a parte che quelli difficili sono i prossimi 10, perché i primi 60 sono buoni quasi tutti. Beh, se ne perdo 60 io faccio fatica a uscire da qua. Però dico, spiegami come si fa a perdere 60 kg. Non dirmi come la roba che mi hai detto l'altra volta, non si mangia, non ci credo. Basta non mangiare. Sì, poi giorno si vive di sogni. Peraltro una scelta tua, un consiglio medico, No, è stata una cosa comunque che è una scelta mia, penso che queste cose qua la fai solo se è una tua scelta, perché possono dirtelo quante volte vuoi, ma deve partire da te stesso. Cioè la mattina ti sei svegliato... È difficile dire cosa sia successo. Non ci stavi nello specchio e hai detto, santo Dio, non è qua. così, è una cosa che ti scatta nel cervello e io farei fatica a dirti il motivo. Sono quelle cose che non sai neanche te il motivo, cioè un giorno ti alzi e decidi di fare la cosa. A me comunque sono abbastanza testardo, quindi quando inizio una sfida mi piace portarla in fondo. Sì, però ci deve un po' svelare, voglio dire, perché ognuno di noi può avere qualche chilo di troppo e vuol fare 6 mesi di percorso per perderne. Sì, ma 5. Se io svelo questa cosa qui, poi non vengono più a mangiare da me. No, ma peraltro volevo dirti che mi sembra anche un controsenso che uno chef faccia la cura dimagrante, perché è come fare il cecchino di se stesso, voglio dire, o no? Oddio, se vogliamo proseguire... Cioè non mi dire che mangiavi il riso in bianco, perché allora... No, il riso purtroppo non lo mangio più. Ma perché? Ma sai che a Grumo è già cominciato Ma tu sai dov'è il paese con il più alto tasso di glicemia alta? Di glicemia, sarai Isola della Scala, a Cina. E sono magri? Cina. E sono magri però. Quindi fa hanno pensare. glicemia alta e sono magri. Sarà I paesi con la più... glicemia sarà per la soia. Ma no, il diabete proviene dal carboidrato, dal riso. La Cina è il più grande consumatore di riso al mondo. Ma sono inconsapevoli, molta gente è magra e tutto, ma ha il diabete. Vabbè, non mi vuoi dire cosa hai mangiato in questi 6 mesi? Ho mangiato uova, carne e pesce, appunto. Dipende quante, 10 uova al giorno. Se volete vi racconto la mia dieta alimentare della giornata. Dai, facci sognare. Va bene. Ma c'è poco da sognare perché è abbastanza triste. Mi alzo, vado a correre, mangio 2 uova, un avocado. Poi alle 4 faccio il mio pasto principale, carne o pesce, verdura ed è morta lì. Cioè, guarda che in sera comunque ogni giorno, a sera non mangi niente? No, io faccio 18 ore di digiuno tutti i giorni. Quello 18 ore. Ma in realtà avendo eliminato, cioè il problema sono gli zuccheri, quando tu elimini gli zuccheri poi comunque il corpo reagisce in una maniera diversa e siamo drogati noi dai carboidrati. Certo, sì. Dopo 18 ore che non mangi, quanto incazzato ti svegli? Mi alzo molto felice. Molto felice. Ci devo provare, devo provarci, lo consiglierei anche a qualcun altro. Adesso il prossimo obiettivo è, dopo aver perso i primi 60? Altri 15. Altri 15. Possiamo svelare quanto oggi la bilancia soffre quando ci sei in cima, che segna? No, perché voglio dire, non è che siccome faremo un libro non lo svelo. Va a condurre un talent, scrive un libro. È chiaro che ti alzi incazzato la mattina, non è per le uova ale, cos'è che metti insieme alle uova? L'avocado. L'avocado, ma quello lì secondo me che ti fa incazzare? No, che ti innesca la felicità. Okay. Dici il piatto che però che ti ha dato maggiore soddisfazione averlo realizzato e quello che ti dà maggiore soddisfazione appena finita la cura poterlo mangiare. Allora, mi fanno sempre questa domanda. Ma io ma ti spiego non il mi motivo. Piace essere banale. Sono meteoropatico. Anch'io, molto. Quindi la mia cucina è basata sul mio umore. Io non è che ho un piatto, ogni tanto mi dico qual è il tuo piatto forte? Ma io non ho piatti forti. Cioè, io penso che quando si parla di cucina comunque è un atto d'amore, no? In quel momento se tu non hai voglia di fare il tuo piatto di battaglia non sarà mai un piatto fantastico. Quindi ogni giorno c'è un piatto che secondo me è il nostro cavallo di battaglia, perché è quello che vogliamo fare ed è quello che vogliamo mangiare in quel momento. Che corrisponde quindi a quello che vorresti mangiare. Te cosa vorresti mangiare adesso? Io riso in bianco, sempre riso in bianco,
con la pioggia però il Reggio in bianco, con la pioggia io adesso, sei presente una bella scaloppa di foie gras con un po' di tartufo bianco, io adesso mangerei quella. Cosa ne dici? Sì, una cosetta anche leggera, esatto. Mi sembra, sì. Esatto. Perché vabbè che il riso fa venire glicemia, ma non è che scaloppa e foie gras... Ha meno zuccheri però. Ha meno zuccheri. Sì, vabbè, consolazione, voglio dire. Noi ci avviamo a chiudere questa chiacchierata. No, vedi, non abbiamo preparato neanche una domanda ed è finora andato via quasi tutto liscio. Finora. Per merito tuo? No, sì, per merito mio. Sì, domande le ho preparate io con la consulenza di Alberto, ma le ho preparate io. Tu hai dato anche ogni tanto delle risposte intelligenti, non tutte, ma insomma qualcuna sei riuscita a darla. E ne sono molto fiero di averne Sì, ascolta. C'è una cosa che non mangi. Certo. La coda di rospo. Pensavo a coda da vaccinare, invece no. Coda di rospo, perché? No, perché da piccolo con la mia testa dura mi fa mia mamma, devi assaggiare la coda di rospo. Io ho deciso che la coda di rospo non mi piace, ma me l'ha portata per una settimana anche al ristorante. Adesso te la scaldiamo e la mangi, se no non mangi. Allora quella è diventata proprio una cosa... Cioè io se vedo una coda di rospo proprio... Cioè mia mamma non è che sia una persona molto semplice, quindi un po' da lei... Che è un complimento. Esatto. Sì. E quindi pensa che siamo andati al ristorante e tu non ordini se non mangi la coda di rospo, se non l'assaggi. Ovviamente cosa ho fatto io? Non ho ordinato. Sì, di temperamento, insomma, Esatto. e lì è partita la sfida con la dieta. Se Lara, io avrei piacere che, visto quanta gente poi è arrivata nonostante la pioggia. Hai parlato dell'aperitivo? Sì, no, è perché c'eri tu, c'era gente che ci ha scritto, ha detto abbiamo paura dell'acqua, purtroppo dovremmo perdere questa intervista col maestro, ho detto vabbè, insomma, lo faremo tornare. Finché si prepara qualcuno a farti delle domande, toglimi la curiosità, una cosa proprio che nella tua cucina non entrerebbe mai, la panna da mettere su una pasta asciutta, la pasta precotta o un bel dado per fare il brodo? No, il dado non esiste, assolutamente. La panna perché no? È caduto un mito. No, il dado è una cosa proprio... No, sì. È illegale. È illegale. La panna si può? La panna sì, perché no? No, ti chiedo. Sì, no, la panna sì. Ma no, ma noi usiamo tutto. La cosa che non usiamo sono questi prodotti industriali. Cioè il dado secondo me è una cosa che altera tutti i sapori della cucina. Rende tutto standardizzato. Cioè se tu metti 4 piatti, fai 4 piatti col dado, sono tutti uguali. Vedo signore e signori, c'è qualcuno di voi che usa ancora il dado? Beh, nessuno adesso. Nessuno adesso. Cioè, vuol dire che gli ultimi dadi li ho comprati io, tutti i supermercati. Fatemi fare questa figura del dadaista. Si può usare... Ma bisogna anche pensare al cliente. Se è una cosa che dici, cioè, che non è salutare, io non gliela do al cliente. Ma tu da bambino hai mai marsicato un dado? Mangiavo dentro il panino. Non era male. Ma è eccezionale, ma è ovvio, è come la Coca-Cola, come fai a dire che è cattiva? La Coca-Cola è perfetta, il panino del McDonald's è perfetto, è sempre uguale, dopo che discorsi. Toglimi un'altra curiosità perché adesso torno a casa, il microonde? Noi lo usiamo per scaldare i piatti. Il piatto vuoto? Sì. Il microonde? E quindi non lo uso? Meglio di no. E il frullatore a immersione? Beh, quello è il nostro migliore amico. Sì, esatto. Cioè, anche nella tua cucina c'è. Lo nascondono addirittura. Il bimbi e il frullatore. Il bimbi era l'ultima domanda. È la cosa più ambita dai cuochi. Ed è buono utilizzarla? Ma dipende per cosa. Cioè, noi il bimbi lo usiamo per frullare, penso che sia il frullatore migliore che ci sia in commercio. Non per fare i risotti? Non devi dirlo a tutti, dai. Cioè, ho cercato di mediare, tu scopri le carte così. Mi ha levato il bimbi, il dado e il microonde. Cioè, è chiaro che la prossima volta che faccio la dieta non so più neanche da dove cominciare. Sentiamo una domanda
Buonasera, grazie Matteo e complimenti. Io prima di chiederti una cosa specifica... Cioè solo Matteo le ha fatto i complimenti? No, anche a te. No. Bravissimo. Un applauso a Luca che se lo merita tutto. Io volevo dirti un sincero grazie, perché la tua sfida a Vicenza ha ridato vita a quella piazza, hai creato un vero salotto a Vicenza, per cui credo che tutta la città te ne debba rendere merito, e per cui veramente grazie di cuore di questo. Grazie. Sì, adesso non apriamo un processo di beatificazione, voglio dire. No, però un merito ci Sei sta. invidioso? Un merito ci Sei sta. invidioso? No, per me l'hanno già Un aperto. merito ci sta, perché È non già era una aperto da un sfida pezzo. facile, e l'hai detto anche tu. Beh, diciamo che comunque per quello che abbiamo fatto siamo ancora veramente a un 30%, perché essendo un posto difficile ci rendiamo conto ogni giorno che possiamo far meglio. Quindi cercheremo per la città sempre di migliorarci. Bravo. Allora, volevo chiederti questo, il futuro della cucina. Apprezzo molto questa cosa di ritornare un po' alle origini dei sapori dei piatti, no? Perché se aggiungi troppa creatività e troppe cose in un piatto, perdi anche l'origine e la storia di quel piatto. Quindi ti chiedo quanto nei prossimi anni per la cucina stellata sarà importante il confronto tra la creatività e il benessere. Benessere come cibo sano, ma naturalmente la materia prima sana, ma soprattutto sano, cioè mangiare un qualcosa che è anche fatto in maniera sana, che non è sano solo il piatto, ma è anche cotto. E questo però si scontra con la creatività e col fatto anche che debba essere buono, perché le vecchie osterie ancora ottime, apprezzatissime nella cultura veneta, col burro, col risotto e col burro vanno giù pesantino, però poi te lo senti per 2 giorni. Grazie. Beh, questo penso che oggi sia la prima sfida all'interno di un ristorante, anche perché se tu fai mangiare bene e poi bevi tutta la notte, la gente non torna. Quindi è un po' sì, questo Dipende cosa bevi. Sì, certo, però se tu mangi 6-7 mila calorie su un menù di gustazione, non puoi pretendere che la gente quando va a casa stia bene. Quindi anche questo è un tasto che oggi sta iniziando a essere molto molto importante. La gente lo richiede sempre di più. Se alla sera mangi, ti fai 7-8 mila calorie e vai a casa, come fai a dormire bene? No, io ieri sera ho fatto trippe e devo dirti che stanotte ho litigato col cuscino, sì. Però voi, cioè, che soddisfazione, voglio dire. No, lo dico perché i miei amici mi hanno detto ti sfidiamo a dire che hai mangiato trippe ieri sera, ma io tanto non l'ho nascosto a nessuno. Si può anche poi si vede, guarda che felici sono. La trippa si può fare in una maniera diversa, si può alleggerire, ci sono tecniche nuove, cioè nel senso quello che fa la differenza sono comunque i condimenti e le cotture, perché oggi comunque abbiamo mille opzioni di cottura che una volta non si sapevano. Quindi puoi puoi alleggerire anche una trippa, non è detto che per forza la trippa deve essere pesante. Poi se ne mangi 5 kg è un altro discorso. No, 5 kg no, 5 kg in 5 ne abbiamo mangiate. C'è qualche altra domanda? Volevo che Alberto, ti richiamo all'ordine, Alberto Tonello, che è il mio socio sostenitore, nel senso che mi ha fatto la preparazione, una domanda tra quelle che non abbiamo previsto a Matteo, ce l'hai? Buonasera a tutti intanto. Gliene faccio 2 al volissimo, porto via pochissimo tempo. La prima è stretta di stretta attualità sulla tua professione, e cioè quanto conta il palato in uno chef. E la seconda invece, sono andato giù a prendere delle guide, per cui non so se magari ne avete parlato prima, la faccio lo stesso. In generale, che consiglio daresti ai giovani studenti universitari per avere successo nello studio e poi anche nella professione, indipendentemente dal fatto che vogliano poi fare gli chef? Allora, prima che tu risponda, devo dire che Alberto Tonello, che è collega del Giornale di Vicenza, è l'anima e il cuore di una guida che oramai da 4 anni,
6 anni. Sono un po' rimba, sai. Da 6 anni il giornale di Vicenza realizza grazie al suo lavoro, e che negli anni è diventata sempre più preziosa per chi vuole conoscere e destreggiarsi nella scelta non solo dei ristoranti, ma anche del bere bene e di altre attività legate all'enogastronomia. Ti lascio. Parto dall'ultima domanda, che è la domanda, tra virgolette, più lunga. Allora, mi sto rendendo conto che la cosa più difficile sia la costanza per arrivare agli obiettivi, perché possiamo avere tutto il talento del mondo, ma se siamo incostanti non vai da nessuna parte. E la cosa più difficile è svegliarsi tutte le mattine e fare meglio del giorno prima, perché ogni giorno, quando arrivi a un punto, la gente si aspetta qualcosa in più. E questo è davvero il peso che a me è la cosa che mi pesa di più, cioè il dover essere tutti i giorni meglio del giorno prima. È una sfida, ma è davvero cioè io, se do un consiglio a un giovane, direi: bene, se tu intraprendi un percorso, la cosa più... Io non sono costante, sono un incostante totale, e ogni giorno combatto con la mia incostanza, e vedo che se io sono me stesso, quindi incostante, le cose non vanno bene. È uno stimolo, voglio dire, quello di migliorarsi e quello di Sì, però gareggiare con se stessi. Parte dall'interno, cioè la costanza per me, almeno per me, è la cosa più difficile da mantenere, ma mi rendo conto che è la cosa più importante nel lavoro. Certo, la prima domanda? Beh, il palato è fondamentale, sono chef, poi soprattutto il palato fa parte della cultura, cioè parliamo di cultura, no? Cioè se uno non viaggia, non assaggia, non studia, non legge, non potrà mai avere palato. Alberto mi diceva che tu hai, tra le persone che lui ha conosciuto che vivono questo mondo della ristorazione, hai un palato straordinario. Beh, ho messo su 70 kg per il palato. Ho investito bene, no? Lo so, però adesso li hai anche messi da parte. Io siamo giunti anche per il tempo. Torni a lavorare o... No, adesso andiamo a fare l'aperitivo. Sì, ma dopo l'aperitivo torni a lavorare? Vediamo quanto piove. O mandi... No, è già andato? No, è qua, guarda. Salutiamo... Come si chiama? Yuko. Da quanto è con te? 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo. Sei già stanco? Bene. Lo tengo vivo. Posso immaginare. Più o meno sempre noi, prima di chiudere e ringraziare, credo che la storia di Matteo sia veramente molto interessante. Gli dicevo prima, è naturalmente una storia da romanzo, e non servirebbe neanche tanto romanzarla, è proprio una storia, e così come mi sono reso conto incontrandolo che nulla nasce per caso, ciò che si ottiene si ottiene attraverso sacrifici, attraverso esperienze. 7 anni all'estero credo che ti abbiano segnato, potevano segnarti in termini positivi, anche in termini negativi, perché è un'esperienza molto, molto forte. Nel tuo caso sicuramente hanno innescato questo desiderio di misurarsi, che secondo me è poi l'elemento centrale della vita di ognuno di noi. La cosa più bella è misurarsi con se stessi. Sì, poi bisogna avere anche la fortuna di trovare il lavoro che piace, no? Non è che sì, anche la fortuna di trovare e di incrociare dei soci importanti, perché altrimenti... Ma è una serie non di si cose, riesce. delle volte è anche fortuna, dedizione, cioè non è che è solo merito mio, insomma. No, la fortuna è sempre determinante. A chi devi dire grazie? A tutti. Sono tante le persone che Ma devi diciamo dire. che non posso dire grazie a una persona sola, devo dire grazie alla città di Vicenza, grazie alle persone che ci fanno stare lì, perché comunque è grazie ai clienti. Se non abbiamo i clienti non andiamo da nessuna parte. Hai ragione, grazie a Matteo Grandi. Io prima di salutarvi, di invitarvi ad un aperitivo, devo ringraziare chi, a proposito di incroci. Certo. Aspetti un attimo solo che faccio arrivare un microfono, così non devo fare il pesce e la sentiamo tutti. Mi dica. No, lei che ha girato un po', non dico tutto il mondo, ma quasi, la sua venuta a Vicenza
come considera il consumatore che viene nel suo ristorante, cioè in generale che se è stato facile entrare, farsi conoscere, farsi apprezzare, o come tutte le cose discutibilmente che c'è una difficoltà, ma può esserci breve o una difficoltà più lunga. Grazie. Noi a Vicenza abbiamo una grande fortuna, che è una città che vive molto di export, e quindi vedo il pubblico vicentino gira molto per lavoro ed ha un'apertura mentale rispetto al cibo molto più aperta rispetto ad altre città turistiche tipo Verona. Ovviamente Verona lavora molto col turismo, la città comunque lavora a Verona, quindi io parlo perché conosco Verona, dopo non è che non voglio, è un confronto perché conosco anche un ristorante a Verona, ma il pubblico e il cliente vicentino ha delle esigenze molto più aperte rispetto ad altre città venete. E io, cioè, il pensiero che ho fatto è perché ovviamente lavorando molto con l'export, Vicenza è una città che vive di export, ovviamente viaggia, assaggia altre cucine e quindi è disposta anche ad accettare dei gusti nuovi. Quindi secondo me, a differenza di tutti quelli che dicono il vicentino, se non sei mai profeta in patria, io penso che il pubblico di Vicenza sia davvero un gran cliente. A proposito di vicentini, una roba che mi sono dimenticato di chiedere: hai mai cucinato gatti? Tutti i giorni. Non sta rispondendo. Dimmi la verità. Che io sappia no. No. Mangiati? Sì. Grazie a BVR Banca Veneto. Non ho voluto andare avanti ancora perché ho paura che andavamo BVR Banca Veneto Centrale, Z Farmaceutici, il Comune di Vicenza, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova, le pelletterie Palladio, Uffici, mobile per ufficio dal 1995, VDP Group, e adesso rimanete con noi, piove ancora fuori quindi rimaniamo qui per un pezzetto, grazie alle Erbe, Cantina del Tormento, Wine Governo, e un grazie alle mie colleghe che hanno collaborato, ai tecnici che ci hanno permesso questa diretta, e all'agenzia ZIP. Soprattutto un grazie e un grande applauso ad un gran personaggio. Grazie Matteo, ci rivediamo quando perdi i prossimi 15 kg, ok? Tra un mese. Tra un mese.